Bella a tutti regà, qui è Miro ed eccoci qua, in questo nuovo video. È imminente ormai l'incontro contro l'Inter, ci stiamo avvicinando pian piano, ci sarà domani alle 9 meno un quarto. Purtroppo io lavorerò, o meglio, staccherò poco prima che cominci la partita perché stacco alle 8:30, quindi spero di fare in tempo per riuscire a vedermi quanta più partita possibile, però i primi minuti per forza di cose me li dovrò sentire per radio. E visto che ci stiamo avvicinando all'incontro, io direi di andare a dare un'occhiata e a vedere, o meglio, a sentire e a riferirvi quello che ha detto Ranieri in conferenza stampa. Io, come sempre, voi non lo vedete a schermo, ma mi divido il tutto in due. Tra l'altro è stata una conferenza stampa abbastanza corposa perché ci sono veramente tanti argomenti. Vi chiedo già scusa se mi vedrete guardare di qua, ma è qui che mi sono scritto tutto. Quindi la conferenza stampa comincia con il video che è girato anche sul web sull'anniversario dello scudetto del Cagliari. Sono ormai 54 anni. E Ranieri comincia con un excursus sul Cagliari campione d'Italia. Alcune cose non ve le ho riportate perché mi sembravano molto futili. In realtà una sola cosa ho tralasciato. Allora, la prima domanda che viene fatta è come si fa a gestire l'entusiasmo dopo la partita con l'Atalanta e che effetto fa vedere la squadra che ha perso qualche giorno fa vincere 0-3 a Liverpool. E Ranieri risponde: il giusto equilibrio è la cosa che dico sempre di mantenere i giocatori. C'è una bellissima poesia di Kipling, Se, che dice sia la vittoria sia la sconfitta sono due impostori, perché l'uomo vero deve restare nel mezzo, sempre con un giusto equilibrio, e quindi mi auguro che anche i miei giocatori siano con un giusto equilibrio, anche perché andiamo a trovare i probabilissimi campioni d'Italia, per cui potremo passare dalle stelle alle stalle in 7 giorni. Se questa settimana l'ho lasciata scorrere serenamente, dovrò lasciar scorrere serenamente anche la prossima. E io non è che abbia granché da dire su, su questa cosa. Mi trovo completamente d'accordo sulla citazione che ha fatto Ranieri, ovvero che sia la vittoria che sia la sconfitta sono due impostori. Ed è vero perché molte volte tendono ad alterare degli equilibri che possono essere estremamente fragili e tendono a motivarti troppo o a demotivarti in situazioni in cui tu tecnicamente dovresti sempre rimanere in quell'equilibrio di cui parla il mister. Ed è vero, perché a volte bisogna cercare di andare oltre ad un'eventuale sconfitta e capire che magari si è giocato bene o comunque abbiamo fatto bene e magari a volte si vince meritatamente, bisogna essere consapevoli di questo, ma siamo esaltati dal fatto di aver vinto. Io qui, cioè, qui secondo me si vede tutta la professionalità e tutta l'intelligenza di un uomo che mastica calcio da 50 anni a questa parte, quindi alzo le mani. Qui veramente alzo le mani. Altra domanda. È stata una vittoria importante quella di settimana scorsa, ma come ha già detto bisogna già guardare avanti alla partita contro l'Inter. Sembra l'ennesima partita impossibile, però c'è qualcosa su cui aggrapparsi delle debolezze dell'Inter? Le debolezze con questa squadra no, perché 75 gol fatti, 15 solo subiti, è una macchina perfetta, dice Ranieri. È uscita dalla Champions solo per una sfortuna maledetta che nel calcio ci sta, gli episodi, sia positivi che negativi. Noi dobbiamo fare la nostra partita, sapendo che andiamo ad affrontare i probabilissimi campioni d'Italia senza paura. Voglio vedere la nostra personalità, la nostra voglia di far bene anche a San Siro, davanti ad un sold out. E su questo sono completamente d'accordo, perché come già abbiamo detto è stata fantastica la vittoria con l'Atalanta, è stata una grande motivatrice, è stata una fonte di entusiasmo enorme, ma come sempre ci vuole continuità di prestazione e io è quello che voglio vedere anche nella partita contro l'Inter, con tutto che probabilmente vinceranno loro, con tutto che hanno una rosa molto più forte, con tutti gli annessi e connessi, col fatto che hanno solo 15 gol subiti a fronte di 75 gol fatti, quindi in totale dovrebbe essere una differenza reti di più 60, e scusate se è poco,
Con tutto questo, io voglio vedere comunque un Cagliari che va a San Siro e prova a fare la sua prestazione, che è quello che dobbiamo fare noi. Poi il risultato sportivo arriverà o non arriverà, quella è una cosa che passa in secondo piano. Ma io è questo quello che voglio vedere e sono contento che anche Ranieri la pensi al mio stesso modo. Perché abbiamo bisogno, secondo me, anche di quello. Poi è chiaro che abbiamo bisogno ovviamente anche di punti e dobbiamo farne quanti più possibili e mi auguro che si esca da San Siro con un punto, però c'è bisogno di vedere la prestazione. Contro l'Atalanta l'ho vista e mi auguro di vederla anche contro l'Inter. Altra domanda. Che effetto fa arrivare a questa partita in un momento particolare per il Cagliari, ma anche per l'Inter, e che ricordi le portano all'andata e che lei ricordi. Boh, non so cosa ho scritto o cosa ha detto il giornalista. Comunque, i ricordi che le portano all'andata dove però c'era un Cagliari molto diverso e un Inter molto diversa. Che squadre ci aspettiamo domani? Ranieri risponde: Beh, sì, è stata una partita difficilissima, proprio perché hanno vinto meritatamente. Noi abbiamo fatto il nostro possibile. Non è stato facile perché appunto si vedeva che era una squadra già mentalizzata per la vittoria finale. Hanno interpretato ogni partita con quella determinazione, con quella sagacia tattica e con quello spirito di coesione che poi li hanno portati ad essere primi in classifica, con quei punti di distacco. Saranno due squadre differenti perché se non ricordo male era la seconda di campionato, per cui vuoi o non vuoi noi eravamo più un embrione, mentre loro no. Però c'erano ancora giocatori che magari dovevano inserirsi al 100%. Io purtroppo negli ultimi tempi sto incominciando veramente a scordarmi quasi tutte le partite, quindi io non mi ricordo la partita di andata contro l'Inter, quindi qualsiasi cosa potrei dire la direi non essendone convinto, quindi preferisco starmi zitto. È chiaro che se, e devo dire se, citando Aldo, Giovanni e Giacomo, la partita si è giocata come secondo turno del girone di andata, controlliamo subito, sì, abbiamo perso 2-0. È chiaro che si parla anche di un calcio diverso perché è il calcio di agosto. ehm, Ci sono giocatori che non sono magari totalmente in condizione, la squadra si deve ancora formare. E, diciamo che questa partita giocata adesso darà molte più risposte di quanta ne poteva dare la partita del girone di andata. Quindi staremo a vedere. Staremo a vedere. Domanda per Ranieri. Leggevo un po' i dati di quanto sono decisivi gli ingressi nella ripresa del Cagliari. È praticamente la squadra che ha i giocatori più decisivi tra i subentranti. Quindi le chiedo, la vostra forza sicuramente è il gruppo in questo momento ed anche lì è stato bravo a trovare in diversi momenti della stagione diversi giocatori che poi decidevano le gare. Quindi le chiedo, chi secondo lei in questo ultimo frangente di stagione può trascinare la squadra all'obiettivo tra giocatori leader e giocatori che magari non si sono visti molto ultimamente? Allora, prima di dirvi la risposta, secondo me questa è una domanda del cazzo. È veramente una domanda del cazzo, perché se tu sei lì a fare questa domanda e ti aspetti che il mister che deve dare retta e scegliere tra 25 giocatori, si presenti in conferenza stampa a rispondere a te facendo dei nomi, ha dell'assurdo. Veramente dell'assurdo, anche perché poi lui a più riprese, e lo dirà anche dopo, che li guarda tutti. Quindi, che domanda del cazzo è questa? Cioè, so solo io che penso che questa sia una domanda del cazzo. Boh, tra l'altro, fatemi abbassare qua, che ho l'audio nelle cuffie che mi sta bombardando. È veramente una domanda senza senso per come la vedo io. Però vabbè. Comunque Ranieri risponde, fare dei nomi non mi piace. Devo dire che tutti quanti, e ne sono contento, mi mettono in imbarazzo durante la settimana perché si allenano sempre con grande volontà e con grande voglia di prendersi la maglia di titolare. Sono fortunato perché ho una rosa di giocatori che mi permette di poter cambiare la faccia della squadra durante le partite. Con i 5 cambi ormai un po' tutte le squadre si sono abituate a fare dei cambi importanti per tutti. Noi abbiamo dei giocatori che trovano la via del gol e questo ci ha permesso di stare a 30 punti. Però il traguardo ancora non è centrato, ci sarà tanto da lottare e tanto da soffrire. E anche qui non posso che essere d'accordo, è ovvio. Poi io in realtà sono d'accordo, però
sul mi mettono in imbarazzo durante la settimana perché si allenano sempre con grande volontà e con grande voglia di prendersi la maglia titolare, potrei anche essere d'accordo, ma su alcuni elementi quella voglia di prendersi la maglia di titolare non rispecchia poi la voglia di giocare, perché in campo io vedo alcuni elementi che veramente mi fanno dubitare sulla loro bravura anche in allenamento, però io non li guardo tutti i giorni, non sono mister, non ho il patentino, quindi il mio commento vale tanto quanto. Però diciamo che questa voglia di fare in allenamento secondo me cozza alcune volte con la volontà di voler giocare durante la partita, per come la vedo io. Altra domanda, tra l'altro questa conferenza stampa parecchie domande lunghe, eh. Poi ci sono stati alcuni siparietti. Vabbè. Allora, lei ha parlato di quanto sia difficile affrontare una squadra come l'Inter, proiettata verso lo scudetto. Ma la domanda è, visto che le assenze che lei avrà di Nandez e De Jong, come si affronta tatticamente l'Inter? Come gli si può far male? Come li si può mettere in difficoltà? E Ranieri ovviamente risponde con la risposta più classica che si potesse dare. Facendo una grandissima partita al di là del sistema di gioco, al di là dei giocatori che giocheranno, dobbiamo fare una gara perfetta, sperando che loro non la facciano. I valori in campo, non offendo sicuramente i miei giocatori a cui va tutto il mio applauso e tutto il mio affetto, se dico che i giocatori dell'Inter presi uno per uno sono più forti di quelli del Cagliari. Lo dice la classifica, perciò dobbiamo superarci ed aiutarci l'uno con l'altro. È quanto di più diplomatico ci possa essere come risposta, ma è anche ovvio che sia così. Anche perché, metti caso, volendo, non credo, però metti caso, Ranieri sia riuscito a trovare un deficit tecnico-tattico nella rosa dell'Inter. E la vedo difficile. Però, ammesso che l'abbia trovato. Ma lo ha in conferenza. Cioè, io è questo che non capisco. Cosa cazzo vi dovrebbe dire Ranieri? Cioè, se lui l'ha trovato, ma ve lo viene a dire in conferenza stampa? Ma scusatemi, regà. Cioè, io è per questo che non sopporto le conferenze stampa, perché al di là delle risposte diplomatiche, ma anche le domande hanno dell'insensato che fa ridere. Fa ridere. Cioè, è come se tu becchi uno per strada, gli chiedi, mi dai il tuo bancomat insieme al tuo PIN? No, no. Che cazzo di domande sono? Però vabbè, continuiamo. L'ambiente giornalistico che orbita intorno al Cagliari comunque mi lascia abbastanza sbigottito, devo essere sincero. Ma in generale proprio le conferenze stampa, specialmente quelle pre-partita, a me lasciano veramente allibito a volte. Comunque, che effetto le ha fatto vedere l'Atalanta vincere 3-0? Il giornalista si ricollega alla domanda che era stata fatta all'inizio a cui Ranieri non ha risposto. E infatti comincia. Infatti mi ero dimenticato. Ho fatto un tifo sfrenato per l'Atalanta perché sapevo che sarebbe stata una gara difficile. Hanno sofferto magari i primi 15 minuti anche se c'è stato quel gran momento per Pasalic per fare gol. E poi dopo c'è stato il primo gol e dopo il primo gol c'è stata solo una squadra in campo. Per cui faccio i complimenti all'allenatore ed ai giocatori. Poi c'è un piccolo siparietto in cui il giornalista chiede a Ranieri se ha provato soddisfazione in più dopo la vittoria dell'Atalanta perché faceva riferimento, ovviamente Ranieri dice no, però il giornalista ci tende a specificare che faceva riferimento a provare soddisfazione in più perché noi abbiamo battuto l'Atalanta e l'Atalanta poi ha battuto il Liverpool. E Ranieri gli ha detto sì, l'ho capito, mettendosi a ridere. E- ed ovviamente è così, anche perché molto probabilmente l'Atalanta, andando a posteriori, potrebbe aver giocato leggermente con il freno a mano tirato proprio in vista di questo impegno europeo. Non credo, però potrebbe essere. Poi salto un pezzo in cui Ranieri parla della sua esperienza all'Inter, sinceramente lo vedo poco marginale all'impegno che andremo ad affrontare domani. Prossima domanda. Tornando alla squadra decisiva, per chi subentra è iniziato a capitare che qualcuno... perdonate, leggo male.
Scusatemi. Tornando alla squadra decisiva, per chi subentra, l'ho scritta male io. Comunque, il senso della domanda è, ve la butto lì così. Oddio, ho sfrecciato un'ombra. È capitato in rosa che qualcuno voglia cominciare a giocare a partita in corso e non magari a cominciare dal primo minuto? E Ranieri risponde: no, no, vogliono giocare tutti giustamente dall'inizio e noi dobbiamo continuare con questa mentalità. Io voglio che al di là del risultato, vedendo le statistiche di quante volte siamo andati a Milano, perdonatemi, piccolo siparietto sul fatto che Ranieri dice che l'ultima vittoria del Cagliari a Milano contro l'Inter risale al 92, quando in realtà non è così perché risale all'anno in cui siamo tornati in Serie A, al 2016. Dice dobbiamo lottare, lotteremo. Lotteremo perché è quello che ho chiesto alla squadra al di là del nome dell'avversario. Dobbiamo fare la nostra partita al di là del risultato sportivo. Perché così facendo manteniamo il nostro focus sulla partita. Anche perché poi ci sarà la Juve, ci sarà il Genoa, per cui noi dobbiamo lottare sempre. Ovvio, alquanto ovvio. Che ricordi ha del Cagliari scudettato di Gigi Riva? I ricordi che ho del Cagliari è la mia ultima partita da giocatore della Roma. Fu un Roma-Cagliari all'Olimpico, vincemmo 2-0. Io marcavo Bobbo Cori e il mio ricordo è questo qua, un ricordo bello. Poi certo, vedere giocare quel Cagliari con Cera che veniva in avanti, faceva l'uomo in più, era uno dei primi liberi moderni, poi Nenè, Domenghini. Era una squadra che sapeva il fatto suo. Direi di sì. A occhio e croce direi di sì. Per quanto riguarda l'infermeria, queste sono domande da fare, Cristo Dio. Prima di una partita, queste sono le domande da fare. Per quanto riguarda l'infermeria, ci sono novità. Abbiamo visto che Petagna era impersonalizzato questa settimana. Sì, Petagna e Pavoletti sono tutti impersonalizzato. E poi devo sempre valutare bene alcune cose che magari io non dico, ma che poi sta a me decidere se far giocare uno o l'altro. Perché non è sempre tutto così rose e fiori. Queste sono le domande che vanno fatte in vista di una partita. Io capisco il ricordo dello scudetto, che ci sta. Ma affrontiamo l'Inter. Ma Cristo, vogliamo fare inerenti alla partita? Sono quelle le domande da fare, per come la vedo io. Però vabbè, non tutti siamo uguali. La Padula invece come sta? Domanda che viene fatta al mister. La risposta più sintetica e più stretta che abbia dato il mister da quando sto facendo i video sulle conferenze stampa. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 8 parole. La Padula gioca, si allena e si cura. 7 parole. La Padula gioca, si allena e si cura. Bello, io tutte conferenze stampa così voglio. Domande proprio tatà. Domande e risposte a tatà. Belle, mi piacciono così. L'anno scorso la salvezza è stata dedicata a Tonino Ru. Forse è scontato dire che una delle dediche, se non la principale dedica all'eventuale salvezza, potrebbe essere quella per Riva, che è il primo anno che non sarà presente. E Ranieri risponde certamente, io sono arrivato che lui era presidente onorario e sono tornato con lui presidente onorario. E per onorarlo al meglio, soltanto la salvezza di questo Cagliari possiamo fargli come regalo. E penso che ci sia veramente poco da dire perché effettivamente per quello che è stato Riva, penso che veramente la salvezza è il minimo. È il minimo che possiamo fare. Per tutto quello che ha fatto lui per noi e per il tifoso del Cagliari che è diventato, regalargli questa salvezza è il minimo che la squadra, che l'allenatore, che la dirigenza, che tutti possiamo fargli. Poi il giornalista, un giornalista, è una domanda successiva ma non l'ho scritta tutta, fa notare che oltre allo scudetto che cade il 12 aprile, ovviamente del 70, il 12 aprile del 94 c'è stata anche l'ultima partita del Cagliari in Europa e casualmente sempre contro l'Inter. Visto che i tifosi hanno dedicato a Ranieri un coro che dice portaci in Europa Ranieri, il giornalista vuole sapere, visto che non ne aveva mai parlato, poteva essere l'occasione giusta. Ranieri risponde, per fare cosa? Il giornalista dice, per parlare. E Ranieri, ah, per parlare. E poi il giornalista continua, magari se le piacerebbe. E Ranieri, cosa? Il giornalista, l'Europa.
Ranieri ovviamente ride e dice: Sentire, siamo con i piedi per terra, che è meglio. E io dico: Non si sa manco se l'anno prossimo c'è sta lui. Per carità, ce l'ha di contratto, ma non si sa nemmeno se c'è sta lui l'anno prossimo. Stiamo lottando per rimanere in Serie A. Ma come Cristo ti viene in mente di poter anche minimamente accennare all'Europa? Cioè, ditemi, ditemi, sono matto io? Sono matto io che a me sta cosa mi sembra leggermente fuori luogo o lo è effettivamente? Perché a sto punto magari non lo capisco io, però a me mi sembrava leggermente fuori luogo, fuori contesto. Per carità, carina l'analogia del 12 aprile con l'ultima partita, cioè col Cagliari scudettato e l'ultima partita del Cagliari in Europa. Ma fare questo tipo di cosa mi sembra veramente insensata. Però va bene, andiamo avanti. Ultima domanda, che è secondo me la più, come posso dire, la più utile. Negli ultimi tempi sta diventando virale, e tra l'altro io non l'ho visto, un video in cui lei era mister del Valencia in cui diceva alla squadra di mettere in campo tutto quello che avevano, facendo riferimento agli attributi. Potremmo dire forse che il suo Cagliari nell'ultimo periodo, quando conta questi attributi, li sta mettendo in campo tutti? Mia risposta prima che la dia Ranieri, secondo me sì. Però Ranieri dice no. Io direi che il Cagliari ha sempre giocato con quella volontà di mettercela tutte. A volte poteva sembrare strano che io dicessi sono contento della prestazione, ma perché eravamo troppo vogliosi di fare e poco attenti tatticamente. Ecco, adesso tutti stanno facendo il loro pensando tatticamente quello che è meglio per la squadra. Prima pensavano voglio aiutare la squadra e facevano di più e sbagliavano. Adesso stiamo facendo quello di cui la squadra ha bisogno. Serviva tempo, serviva la scossa. Su questa dichiarazione io sinceramente non sono d'accordo, perché potrebbe anche essere. Però mascherare quella volontà di voler far troppo, quando in campo si vedeva palesemente a volte che la squadra in realtà quel troppo non lo faceva e tatticamente eravamo disattenti, non la si può far passare come cercavano di fare di più. Perché io quel di più, quando alcune volte io in realtà non l'ho proprio visto. È chiaro che Ranieri si deve fare, deve fungere da parafulmine e deve cercare di creare un deterrente alle critiche, quindi deve cercare di catalizzare l'attenzione su di sé o comunque creare degli alibi che non esistono. Ci sta, è anche questo parte del suo compito. Però a me suona come stantia, cioè suona stantia come scusa. Poi probabilmente è vero il fatto che adesso la squadra tende a essere più intelligente tatticamente e quindi magari fare meno in campo, però quel meno che fanno risulta di più perché è quello che dovrebbero fare, punto e basta. Però non regge secondo me la cosa del erano troppo vogliosi di fare e poco attenti tatticamente. Perché io in alcune partite non ho visto né la volontà di fare e la povertà di attenzione, la povertà di attenzione tattica, definirla poco è un eufemismo, quindi ripeto, questo è anche il compito di un allenatore, però mi sembra una scusa che, che serve a mettere toppe dove ormai il buco è talmente grande che la toppa serve a ben poco, però ormai è andata. E niente ragazzi, dopo 24 minuti di video direi che la conferenza stampa finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video, ma in particolar modo domani con il video post partita, sperando che vada tutto bene. Belli regà?